Sono passati 3 anni da quando Vaia, con la sua mano di gigante, ha devastato la piana di Marcesina, cambiandone il volto per sempre. I lavori di rimozione degli alberi abbattuti proseguono senza sosta, ma la vera sfida è rappresentata da quel che resta sui pendii dopo il taglio delle piante schiantate. In pratica adesso noi siamo in un territorio in cui tutto lo spazio prima occupato dai boschi è oggi occupato dalle ceppaie. Siamo 1000 ettari che non sono praticabili, non si può neanche passare in mezzo. Perché? Perché c'è tutta queste migliaia e migliaia di ceppaie che impediscono anche di utilizzarlo in qualsiasi modo. Le ceppaie possono essere eliminate almeno in parte con l'impiego di macchine per triturare il legno, che produrranno cippato in abbondanza. Il problema successivo, però, sarà quello del ripristino. Si profila dopo un altro tipo di importante problema, che è quello relativo al ripristino della zona. Ripristino che comporterà in parte la creazione del bosco, ma in buona parte, in una certa parte comunque significativa, anche al recupero del pascolo. E non è tutto, bisogna fare i conti con una nuova infestazione che farà forse più danni di quanti ne abbia fatti il clima. Adesso si sta profilando purtroppo un'altra emergenza, che è quella fitosanitaria creata dalla presenza del proliferare del bostrico, e quindi si dovranno tagliare ulteriori piante, anche di quelle che Vaia aveva risparmiato.